Sono giunti a Milano da tutto il paese giovedì scorso per dire sì agli investimenti a favore dello sviluppo, per mandare un messaggio volutamente in chiave positiva. Quelli del sì, lo slogan scelto, quelli che vogliono mandare avanti l'Italia in Europa e nel mondo, quelli che dopo gli immani sforzi per uscire dalla crisi vogliono continuare a produrre valore artigiano e a rimanere nel gruppo di testa delle imprese competitive europee. Confartigianato, organizzatrice della manifestazione tenutasi al Milano Convention Center, ha voluto così ribadire che servono politiche a sostegno del mondo produttivo, rappresentato per il 98% proprio dalle micro e piccole imprese. Perché lo sviluppo delle imprese è lo sviluppo del paese, è occupazione. Perché, ha affermato il presidente nazionale Giorgio Merletti, è il lavoro che produce reddito, non il contrario. Sul palco anche il presidente di Confartigianato Veneto e della provincia di Vicenza, Agostino Bonomo, che così riassume il suo intervento anche alla luce degli incontri avuti negli ultimi giorni con i vice premier Salvini e Di Maio. Adesso intanto siamo riusciti a far incontrare il governo e le parti sociali, credo che questa sia una soddisfazione che dobbiamo esprimere, perché prima c'era il muro contro muro e mancava il dialogo. Adesso le parti sociali si stanno incontrando e dal dialogo sicuramente nascerà qualcosa di buono. Oggi questa non è una manifestazione contro qualcuno, ma come dice lo slogan, noi siamo quelli del sì alle infrastrutture che ci servono, che servono un po' in tutta Italia, ma nel Veneto c'è una concentrazione di bisogni che è quasi emblematica dei bisogni infrastrutturali italiani, perché noi abbiamo una pedemontana che è stata messa in discussione, nonostante il fatto che alcuni pezzi siano già stati ultimati, perché a giorni ci sarà l'inaugurazione dei primi 7 chilometri. Abbiamo una TAV che da 25 anni è ferma. Da Milano a Bologna ci si mette meno di 50 minuti e da Venezia a Milano ci si mettono 3 ore, e se il triangolo industriale che passa da Milano verso Venezia scende a Bologna e ritorna a Milano, la parte più penalizzata è proprio il Veneto, per cui chiediamo un'infrastrutturazione anche dal punto di vista delle strade ferrate e poi della infrastrutturazione tecnologica, perché il Veneto non ha la copertura non solo della banda ultralarga ma neanche della banda larga, e sappiamo che su questa infrastrutturazione tecnologica viaggiano i progetti, viaggiano le idee, viaggia la formazione con l'e-learning e viaggiano tutta una serie di situazioni che servono alla crescita economica del nostro territorio. È l'Italia delle piccole imprese. Non spegnete questa luce